Buongiorno a tutti, oggi mi trovo in un bellissimo paese, sono strafelice intanto di essere qui e poi perché torno a casa con questo, un abito speciale e a poca distanza da dove mi trovo adesso c'era una boutique in questo paese e lì avevo comprato il mio primissimo bellissimo abito da adulta. Se sei curioso di sapere dove mi trovo, allora aio, beniga di gonto. Vedete lassù cosa dice lo striscione? Beata Vergine del Carmine, su Grammo, e quindi mi trovo a Seui. Mi trovo nella gradinata di Santa Maria Maddalena, la chiesa parrocchiale di Seui, il cui patrono è San Rocco però. E in chiesa è tutto pronto. La statua bellissima della Madonna del Carmelo, San Simone Sant'Efisio, di San Simone di Sant'Efisio si trovano vicino all'altare e tra 2 giorni, anzi sì, tra 2 giorni dopodomani incominceranno il lungo pellegrinaggio verso Arcurì. Venerdì sera ci sarà la prima processione che condurrà il carro con le statue lignee dei santi e della Madonna all'ingresso del paese e poi sabato mattina inizierà verso le 6 la processione del viaggio di andata che giungerà fino ad Arquerì, starà lì tutto sabato, tutto domenica e poi domenica pomeriggio rientrerà verso il paese. Quella della Madonna del Carmelo su Gramo è sicuramente la festa più importante, più imponente, che richiama tantissimi fedeli ma anche tanti curiosi. Io sono stata ad Arquerì la prima volta. Ci sono stata, vi dicevo, nel 1992, avevo trascorso lì il mio primo San Valentino con Mario. Ricordo che nella macchina avevo visto queste bellissime rose rosse che lui aveva portato per me, ne aveva chiesto 8. La fioraia aveva deciso di dargliene solo 7, numero dispari, ma in realtà l'8, 18, 28 sono stati sempre i numeri che hanno accompagnato il nostro cammino. Quell'anno sono andata al Carmelo lì a Arquirì con mio babbo, la processione era da poco partita e io con tacco 10 da quasi Arquirì sono rientrata fino a Seui in abito tradizionale che mi aveva gentilmente prestato Maria Teresa Boi. Quella è stata la prima di una lunghissima serie di processioni, perché salvo gli anni in cui non ero presente ai Sterzili sono sempre venuta quando ho potuto per tutte e due le processioni, un anno solo per la processione del venerdì pomeriggio perché ero curiosa di vedere questo passaggio che mi mancava. Sono molto devota della Madonna del Carmelo, so che io ho ricevuto un grandissimo dono e sono sicura che questo dono me l'ha inviato lei. Desideravo qualcosa di particolare per il nostro matrimonio, che avesse un sigillo speciale e il nostro matrimonio è stato celebrato niente meno che da un vescovo, quindi è stato lui a chiamarci, a chiederci. Io sono sicura che questo in qualche maniera è stato un dono di Maria, perché il nostro matrimonio è stato celebrato solo ed esclusivamente per una questione di fede e nient'altro. Ho già girato una parte di via San Giovanni, adesso mi addentrerò in qualche altro vicoletto per raccontarvi le mie esperienze della mattinata. Venite venerdì, sabato e domenica a Seui perché è una festa veramente speciale. Questa gradinata che conduce alla chiesa è alla mia destra qua c'è il comune, che è bellissimo, un edificio stupendo che raccoglie una galleria di quadri bellissimi. So che ci sono dei quadri veramente importanti, tanto che ha attirato persino l'attenzione di Vittorio Sgarbi, che una notte di qualche anno fa alle 10, quando tutti erano impegnati in altre attività, lui ha deciso di venire e di visitare appunto di vedere questi quadri dal vivo. Si è tolto le scarpe, è salito sui tavoli per osservarli ancora più da vicino, entusiasta di queste pitture. Io l'ho visitata diverse volte e mi hanno colpito soprattutto alcuni di essi. Ma magari nello specifico ve ne parlerò un'altra volta. Vi sto mostrando alle mie spalle l'archetto della parte centrale della gradinata che vi trovate proprio percorrendo i primi gradini partendo da via Roma.
poi si divide in due lati, lato destro e lato sinistro, e entrambi conducono al sagrato della chiesa. È bellissima, l'hanno ricostruita qualche anno fa, quando venivo al liceo non era così bella, e adesso è veramente splendida. In questo momento mi trovo comodamente seduta in piazzetta e da qui posso ammirare sia la bellissima gradinata della chiesa, sia una parte del comune e soprattutto quello che una volta era il bar di signor Farci. Io ho un bellissimo ricordo di questo signore, sempre in camicia nero, sempre al suo posto, sempre garbato, che tante volte ci ospitava anche quando non consumavamo nulla, perché comunque noi eravamo studenti con pochi soldi, e pioveva oppure faceva freddo e noi non potevamo stare fuori e dovevamo aspettare magari il pullman perché c'erano scioperi o perché eravamo usciti prima. Sempre cordiale, sempre gentile. Poi quando ci sono tornata da docente e anche da semplice turista, lui ha continuato a essere un signore molto speciale, molto garbato. Poi quando è venuto a mancare il bar è stato venduto e l'hanno rinnovato interamente, adesso è un locale bellissimo, stupendo. Ci sono anche i tavolini qui all'esterno, quindi si può consumare anche qua fuori. E vi racconto da questo punto in cui mi trovo ora la mia esperienza di oggi. Appena sono arrivata ho incontrato delle conoscenti, dai andiamo, beviamo un caffè al bar. Siamo arrivati al bar che una volta era di Bruno Doneddu, del babbo della dottoressa Azzurra. Arrivati lì c'erano altri conoscenti e questo caffè ce l'hanno offerto in tanti e poi alla fine sono andata via dicendo alla faccia di chi dice che i seguiti sono dei tirchiacci, perché non è assolutamente così. Loro sono degli affaristi, sono dei grandi risparmiatori, ma non è vero che sono così a canciauso, proprio no. E questo l'ho dimostrato tante volte anche quando sono venuta in occasione, per esempio, dei Supergarori. Sono venuta diverse volte in compagnia di altre persone e uno mi ha offerto le noci, uno mi ha offerto le castagne, uno mi ha offerto le frittelle, un altro ci ha offerto da bere, quello ci ha invitato al bar. E dico, ascolta, ma tu avresti mai detto che questo paese è così ospitale? Sinceramente no, per la fama che ha. E ha una fama sbagliata. Bisogna saper scindere bene i due discorsi. Un conto è essere tirchi e un conto è essere risparmiatori. Chiaro? A me piacciono, sono persone squisite e io ho lavorato tanti anni qua, c'è molto sole, altrimenti mi sarei avvicinata per mostrarvi la scuola che è qua alla mia destra. Una scuola in cui io sono stata benissimo, ho ricordi bellissimi di questi alunni, persone meravigliose, dei loro genitori, di quanto sono stati eccezionali quando noi abbiamo visto il lutto di mio fratello. Io ero qua, ero a scuola in mensa perché c'era una mensa eccezionale, anche se non ero in servizio quel giorno ero là. Mi trovavo lì purtroppo, abbiamo avuto una dimostrazione di affetto incredibile. Metà del paese è venuto al funerale di mio fratello, ci è stato vicino con fiori, necrologi, cosa che non è mai capitata in nessun'altra delle scuole in cui ho lavorato. Se vogliamo fare l'eccezione per Rosina Anna e Maria Paola, che sono sempre state presenti nella nostra vita, o proprio personalmente e anche con necrologi e quant'altro, le mie 3 colleghe di orrori, ma anche quella è una scuola che oramai non esiste più da tanti anni. E quindi ho sempre piacere di tornare a Siui e di parlare di questo paese che è bello, bellissimo, ha un centro storico eccezionale, tante chiese, tante tradizioni, un coro stupendo, diretto dal maestro Raimondo Gaviano, per tutti noi semplicemente mondino, e ci torno veramente con tanto piacere, come oggi. Quando frequentavo il liceo questa piazzetta era sempre gremita di giovani che frequentavano l'università o comunque diciamo gli scappoli. Ce n'era uno in particolare, Fausto Magia, che mi è rimasto impresso, che io porto sempre nel cuore il suo ricordo, morto tragicamente in un assurdo incidente di caccia. Una vita spezzata così, ma non è tanto l'incidente di caccia che mi fa provare rabbia e disgusto, quanto tutto il contorno, perché chi conosce la storia sa com'è andata.
è una storia molto molto triste, strappato alla vita nel fior fior della gioventù. E quindi, siccome lui stava sempre in questa piazzetta, io ho questo ricordo di un ragazzo molto educato, molto tranquillo, lo voglio ricordare anch'io. Lo voglio ricordare con le mie parole, in modo che anche gli altri possano pensare a lui e in qualche modo farlo vivere per qualche momento ancora, farlo stare qui con noi, attraverso i nostri racconti e i nostri ricordi. La strada principale e mi avvio verso via Torino, così vi posso mostrare alcuni di questi scorci bellissimi del centro storico, che è veramente stupendo qui a Seui, sia sopra che sotto la strada principale, e per raccontarvi ad esempio che in via San Giovanni ho incontrato una mia carissima zia che era sposata con zio Nando Caredda, figlio di Daniele, colui che era sindaco di Estersili quando avevano deciso di costruire la chiesa di Sant'Ignazio. E zio Nando era fratello di Severino Caredda, morto giovanissimo, e zia Livia aspettava Nando, il suo ultimo figlio, e non la vedevo da tanti anni, ha 96 anni. L'ho trovata che stava rientrando dalla campagna, quindi con gli abiti campestri, per cui cercherò di aggiustare un pochino questa foto perché ho colto questo momento e invece lei normalmente è sempre molto ben curata, va ancora in vigna, anche se un po' zoppa, ed è una persona splendida. Io ho avuto modo di conoscerla quando venivo al liceo, quando prendevo lezioni, delle ripetizioni qui, lei mi ospitava a pranzo tutti i giorni perché Paolo De Pao mi dava un passaggio per rientrare in Sterzili, e quindi lode a persone così speciali che si sono distinte, che hanno lavorato tanto, ed è una persona che ha vissuto dei dolori non indifferenti. Era in attesa dell'ultimo figlio di 7 mesi quando è mancato zio Nando, e poi ha vissuto anche un altro dramma. 8 giorni prima che nascesse Riccardo, proprio il giorno dell'Immacolata del 79, è morta una delle sue figlie tragicamente, lo sapete in tanti, per mano del marito, ha lasciato un bambino piccolissimo. E lei ha continuato però a essere serena, affettuosa, e mi ha detto: bisogna essere ottimisti, bisogna impegnarsi perché altrimenti si invecchia prima, bisogna tenere la mente, come diceva il mio zio il centenario, bisogna tenere la mente impegnata, altrimenti non saremmo, cioè altrimenti poi ci blocchiamo, non siamo più in grado di compiere nessuna attività. E queste sono persone bellissime perché nonostante le difficoltà della loro vita ci ispirano tanta voglia di fare e tanta fiducia. E colgo l'occasione anche per dirvi che ho comprato dei pesci in pescheria e poi sono passata in panificio e ho acquistato quello che loro chiamano sugokoi. Per noi è il pane bianco di Seui, buonissimo, un pane eccezionale che in 40 anni io non trovo nessuna differenza, è sempre buono, lo era e lo è. E quando vengo e ho la possibilità vado sempre a comprarmelo direttamente da loro. Questa è Fontane Gokku, carina vero? Poi tutto attorno ci sono queste belle case curate, guardate che balconi, portoni storici con Sinkraitu, vedete la porticina all'interno del portone. Tutto bello, e dietro di me questo signore, il guardiano della fontana, lo chiamo così, si chiama Fontane Gokku appunto. E colgo anche l'occasione per dirvi che qui a Seui ci sono diversi musei, diciamo che c'è un polo museale, le guide sono molto gentili, molto disponibili, io li ho visitati diverse volte, magari tornerò con qualcuno e ripercorrerò quelle strade, quei sentieri con tanto piacere, perché non si ammirano soltanto degli oggetti, ma bisogna pensare alla storia che si raccontano, ed è una storia bellissima, di grandi inventori, di grandi personaggi. Vi dicevo che ci sono numerosissimi musei, chiedete informazioni e poi andate a vederli perché sono tutti bellissimi. Ora lascio questa sorgente e mi avvio verso l'auto, verso la chiesa di San Giovanni, ve la voglio mostrare perché è davvero bella. La mia auto si trova più o meno lì nella strada inferiore. A differenza di Esterzili, le case di Siui sono altissime, le vedete? Ma veramente incredibilmente alte. Io ricordo quando ci venivo da bambina che la strada principale
era gremita di gente, tutti passeggiavano ed era veramente difficile districarsi con l'auto in quella strada. Qua tutto attorno ci sono portoni e cancelli che raccontano la storia di un tempo che fu, mentre tutto il resto è stato ristrutturato talmente bene che è stupendo. Secondo me non è sufficientemente conosciuto e pubblicizzato questo centro storico, così come quello di Ussasai, un altro paesino che ha un centro storico bellissimo. Veniteci sia qui che a Ussasai durante i periodi delle loro sagre, perché i centri storici vengono allestiti, rivivono e chiaramente sono molto più belli, perché poi se siete curiosi di conoscere qualche dettaglio trovate qualcuno che ve lo possa descrivere, mentre in una giornata come oggi persone in giro ce ne sono poche, anche perché sono quasi le 11 e la temperatura è già salita tantissimo. Nonostante io non patisca il caldo, mi accorgo che comunque i gradi sono tanti. I ricordi di questo paese sono tantissimi, ma ci vengo spessissimo, per cui ho modo di rinvigorirli continuamente. Sono quasi arrivata all'auto. Questa stupenda costruzione viene aperta di sicuro durante i convegni. È meravigliosa perché è tutta in pietra, con questo portale enorme e tanta storia da raccontare. Sono arrivata in piazza San Giovanni, qui c'è un cantiere in corso, ve la mostro. Guardate, carina, vero? Ecco, io una volta qui ci sono venuta con zia Iole per un 30° di una sua cognata, una sorella di zio Osvaldo, o una zia, mi pare fosse una sorella. E anche questo è un angolino molto molto grazioso. Qui c'è una macchina tutta arrugginita, presumibilmente utilizzata prima nelle miniere, perché Seui è famoso anche per questo. Tutto attorno dei vicoletti. Ora vi rimostro l'ingresso, guardate l'ingresso della chiesa, guardate che carine le casette che sono dietro. Ci sono dei lavori in corso e li stavo letteralmente intralciando, quindi adesso io mi avvio all'auto, felicissima di essere tornata in quel di Seui. Dico semplicemente chi Dio vuole di arrivederci a sabato, e sarà una giornata speciale perché sarà, se tutto va bene, un'edizione del Carmelo per me diversa da tutte le altre, però questo sarà un segreto fino a sabato. Vedete ancora qui delle case ristrutturate bellissime, vicoletto stretto stretto, e questa è la parte alta. Un altro giorno vi mostrerò la parte bassa dove abitava Mabile, la nonna di Natascia, che era simpaticissima, veramente comica, e anche quella è tutta una zona ristrutturata alla perfezione. Ora ripercorro la stessa gradinata, guardate come irta, a un dislivello incredibile, che avevamo percorso con Zeiole appunto in quella famosa volta in cui eravamo venuti per in quella messa. E mi ricordo che era il compleanno di Ignazio in quei giorni, Hilda gli aveva mandato i pasticcini, o comunque c'era un compleanno in famiglia e lei gli aveva mandato questi pasticcini piccolini buonissimi, ma noi eravamo abituati a non prendere nulla a casa d'altri, essere sempre educati, e ci eravamo allargati mangiandone giusto 2, e poi però stop, perché anche se zia Iola era di casa vigeva la regola: a casa d'altri ci si comporta come Dio comanda. Bene, torno ai Sterzili, bacio grande, ciao, a presto.